Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti in sostituzione del Pezzo e Pellegrin. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 842 di oggi, martedì 17 di settembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché radiolibertà.net certamente, per carità, è un bellissimo sito sul quale potrete trovare tutte le informazioni sul palinsesto, i podcast, chi siamo, come sostenerci e così via, ma soprattutto è diventato un giornale online, quindi ci trovate il direttore Giovanni Sallusti con Liberamente, ci trovate Vittorio Feltri, le firmissime, i giornali visti da Giulio Cainarca, le videopillole, ma che cavolo, ma perché cavolo non andate a vedere radiolibertà.net? Più siamo e meglio stiamo. Ladies and gentlemen, avete ascoltato il disco start di oggi, McFadden Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, 1979. Io voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche onde l'immenso Frank Colosseum, l'imperatore di Roma, che ci permette appunto di arrivare sui vostri schermi, se avete la Smart TV, oppure sull'app, oppure Twitch, oppure YouTube, oppure la pagina Facebook, oppure il DAB se ci volete ascoltare classicamente come alla radio, perché siamo la radio, è vero, e naturalmente, insomma, noccioline e caramelle, per citare l'immenso Fabrizio De André nel suo famoso disco con la PFM del 1979. Ve lo ricordate quando dice quello è il tecnico from Scandicci che si occupa delle chitarre di Mussida, chitarre telescopiche, noccioline e caramelle. Ogni tanto tiriamo fuori citazioni dalla migliore musica leggera italiana. A quali coordinate incrociamo? 0292947222 se volete telefonare, anzi lo apriamo già adesso il telefono se avete voglia di fare una telefonatina, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp. Allora andiamo a vedere le agenzie stampa a quest'ora. E a quest'ora c'è una notizia battuta dall'ANSA: l'inchiesta sospetto omicidio, Matacena e la madre saranno riesumati. Indagata l'ultima moglie Maria Pia Tropepi, i PM di Reggio Calabria ipotizzano il duplice omicidio. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ex parlamentare di Forza Italia morto nel 2022 mentre era latitante a Dubai. La procura di Reggio Calabria, scrive l'ANSA, ha disposto la riesumazione nella salma di Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia morto il 16 settembre del 22, mentre era latitante a Dubai, dove si era trasferito da tempo per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa rimediata nel processo Olimpia. Lo scrive la Gazzetta del Sud. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Sara Parezzan, riguarda anche la morte di Raffaella De Carolis, madre di Matacena, deceduta anche lei a Dubai il 18 giugno del 22, 3 mesi prima del figlio. Matacena ufficialmente è morto per infarto del miocardio, ma evidentemente la procura di Reggio Calabria non è convinta e ha aperto un'indagine per accertare la causa del decesso e capire se lo stesso possa essere collegato con quello della madre. Indagata con l'ipotesi di reato di duplice omicidio Maria Pia Tropepi, 43 anni, ultima moglie dell'ex parlamentare di Forza Italia. Proprio per questo, nei giorni scorsi l'ex procuratore Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Stefano Musolino e il PM Parazzan hanno disposto l'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Aniello Maiese e dalla tossicologa Chiara David. Mentre la salma di Raffaella De Carolis si trova a Reggio Calabria, l'ex parlamentare Matacena è seppellito al cimitero di Formia. Matacena ufficialmente appunto è morto per infarto del miocardio, scrive l'ANSA, ma evidentemente la procura di Reggio Calabria non è convinta
e ha aperto un'indagine per accertare la causa del decesso e capire se lo stesso possa essere collegato con quello della madre. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'ex procuratore Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Stefano Musolino e il PM Parezzan hanno disposto l'autopsia. Bene, vedremo che cosa succederà, vedremo un po' che cosa dirà l'eventuale autopsia, perché quando si passa alla medicina legale, ladies and gentlemen, quando si passa alla medicina legale, i corpi parlano, anche se sono ormai, per usare le parole del Pindemonte, d'anima voti. Un uomo di 74 anni è morto poi ieri sera a Ricadi, provincia di Vibo Valentia, scrive sempre Lanza, schiacciato dalla motozappa mentre stava lavorando nel giardino di casa, ha riportato un trauma cranico. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi del figlio. Quando sono giunti sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto purtroppo che constatare il decesso. Oh, e adesso andiamo alla BBC. La BBC invece ci porta in Francia, dove c'è Pelicot. Qualche giorno fa era venuta fuori la storia di questa moglie che aveva scoperto che per anni il marito l'aveva drogata per farla abusare a degli estranei. E allora questo fenomeno, Dominique Pelicot, 71 anni, dice la BBC, si è dichiarato colpevole di essere uno stupratore, lo ammette davanti ai giudici francesi nel corso del processo appunto per gli stupri, gli stupri di massa. E allora Dominique Pellicot, il 71enne accusato di drogare la moglie perché dormisse e accusato anche di reclutare dozzine di uomini perché l'abusassero per oltre 10 anni, ha ammesso, si è dichiarato colpevole di tutte le accuse contro di lui nel suo primo interrogatorio dal momento in cui il processo ha aperto i battenti il 2 settembre scorso. Riferendosi agli altri 50 correi che sono accusati di aver rapito di aver stuprato, scusate, la sua oggi ex moglie Giselle, Pelicot ha detto: sono uno stupratore come tutti gli altri dentro questa stanza. Loro tutti sapevano, non possono dire il contrario, ha aggiunto. E della sua ex moglie ha detto: non si meritava questo. Ero molto felice con lei, ha detto ai giudici. Gisella, a cui è stata data la possibilità di rispondere poco dopo, ha detto: è difficile per me ascoltare parole come queste. Per 50 anni ho vissuto con un uomo che non avrei mai potuto immaginare fosse capace di questo. Mi fidavo di lui completamente. Pelicot, che è stato tra l'altro visitato, gli hanno trovato un'infezione ai reni e anche dei calcoli renali, è stato assente per quasi una settimana dall'aula di tribunale a causa appunto dei suoi problemi di salute ai reni. Lui comunque dovrà deporre quest'oggi, anche se gli saranno concessi frequenti break per poter naturalmente urinare, evidentemente, o per i problemi comunque collegati ai reni che lui ha. Eh, che brutta storia anche questa, che brutta storia. Poi è in corso la conferenza stampa della von der Leyen, fonti, 5, scrive Lanza, 5 nuovi portafogli nell'UE, da Mediterraneo a difesa. Machu Picchu, bus si schianta in Perù, 30 feriti, anche se italiani e sono gravi. Open Arms, Salvini, non patteggio, avanti fino in Cassazione. E poi ancora medicina, influenza, 8 i vaccini autorizzati per la stagione 24-25, AIFA, ceppi virali aggiornati secondo le raccomandazioni dell'OMS, Amadeus, dalla RAI la stessa offerta di Warner Bros. Discovery, ma è mancato qualcosa. E ce ne faremo una ragione. Che possiamo fare, caro Amedeo Rita Sebastiani? O anche Amadeus, Amadeus, sono io, e vabbè. E uno torna indietro di 30 anni e sente il tempo che è passato. A proposito della Commissione UE, andiamo a vedere l'ADN Kronos che cosa dice. È pronta la squadra della von der Leyen, fitto verso la vicepresidenza. E questa, attenzione, è una roba molto prestigiosa. Sentiamo un po' che cosa ci dice di bello che cosa ci dice di bello brevemente
l'ADN Kronos, insomma, le accuse di Breton, reazione di X, cosa succede oggi? Niente, molto brevemente, oggi ci sarà l'esame delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interesse. Ma noi adesso torniamo in Italia, andiamo direttamente al Senato perché c'è una brava senatrice che ci aspetta, Erika Stefani, e allora noi ce ne andiamo con la sigla Qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, buongiorno senatrice, bentornata. Buongiorno e vi ringrazio per il brava senatrice nella presentazione, che è tutto quello che mi, che mi lusinga. Noi veramente abbiamo ancora in sospeso una puntata sul fare l'avvocato, quindi quando ha tempo registriamo questa intervista come consiglio e orientamento a chi sta iniziando giurisprudenza in questi giorni. Quindi poi avremo modo di fissare eventualmente Volentieri. questa registrazione, se le va bene. Volentierissimo. Grazie. E allora, visto che parliamo di avvocati, siamo già per strada, perché lei si sta occupando del DDL legittimo impedimento del difensore. Sì, è una norma, anche se devo dire la verità che quella che noi chiamiamo la rubrica, no? Il titolo dell'articolo può indurre magari in errore, perché il tema del legittimo impedimento fu tanto discusso e contestato ai tempi dei processi di Berlusconi, no? Dove si parlava dell'impedimento, il legittimo impedimento dello stesso. Ecco. Qui è una norma in realtà, è una norma diversa. È una norma che è molto importante, vi devo dire la verità, è nata l'idea del disegno di legge che ho scritto io, che ho firmato io, nasce proprio da un'esperienza anche personale. Ora, gli avvocati vivono con l'angoscia e l'ansia del termine. Noi abbiamo delle scadenze che possono comportare delle decadenze se non rispettate, una prescrizione magari del diritto, oppure veramente dei pregiudizi nel corso della causa, perché alcuni adempimenti devono essere fatti entro quei termini. Cioè, per noi avvocati la maggior parte dei termini sono perentori, tant'è l'angoscia notturna dell'avvocato che ha il termine, che rischia magari di perdere. Ora, che cosa può accadere? Può accadere che qualche evento che non dipende dalla volontà dell'avvocato possa impedire allo stesso magari di compiere quelle che sono delle sue queste incombenze. Ma qual è il problema? Non è tanto che perso il termine, l'avvocato è responsabile, punto. Il problema è che va in pregiudizio di quelli che sono i diritti della parte dell'assistito, no? E questo è gravissimo, perché la difesa non è un qualcosa di semplicemente voluttuario, nel senso che ho bisogno di uno che mi stia accanto a sostenere le mie ragioni. No, la difesa è all'interno proprio di un processo, è uno delle grandi fondamenta, no, della giustizia. Quindi è vero che ci sono, ovviamente ci sono i magistrati, ci sono i tribunali, ma ci sono gli avvocati, no? Siamo spesso interpretati, eletti e disegnati come una specie di categoria fra lo squalo e il barracuda. In realtà l'avvocato, ce n'è la necessità, l'avvocato ha un codice deontologico che deve rispettare, e l'avvocato ha soprattutto di grandissimi doveri nei confronti del proprio assistito. Io faccio un esempio, perché ripeto, l'ho vissuto sulla mia pelle. Io ero un avvocato, sono sempre stato un avvocato, lavoravo da sola, cioè nel senso che il mandato era solo a mio nome, e mi è accaduto a gennaio del 2012 che ho fatto un'emorragia cerebrale improvvisa, mi si è rotto un aneurisma, no, dentro al cranio, sono entrata immediatamente in coma. Mamma Quindi mia. cosa significa questo? Tu entri in coma, non hai la possibilità di delegare a nessuno, non è che tu hai l'influenza e che puoi firmare, dici caro collega, vammi qua perché ho... Cioè, se tutto va bene, ovviamente dal coma, anche quando sono uscito dal coma, per un bel periodo non ero nemmeno in grado di riconoscere il cliente.
no? O nemmeno probabilmente anche con delle neanche di ricordare cosa si doveva fare. Cosa succede in questi frangenti? Che si può veramente far perdere al cliente una causa, far perdere dei diritti. Ci sono dei termini per fare un'opposizione al decreto ingiuntivo, c'è l'udienza fissata e quant'altro. La legge già prevede alcune norme, ma non assicura altre, che ripeto, non è solo nell'interesse dell'avvocato, ma va soprattutto nell'interesse della parte, dell'assistito, che ha il diritto di essere difeso nel momento in cui dà l'incarico, anche perché probabilmente il cliente magari non sapeva che l'avvocato va in coma, come fa a sapere che l'avvocato è andato in coma, e non ha la possibilità di andare da un altro avvocato e dire mi assista. Io quella volta lì, devo dire la verità, lo ringrazio ancora veramente anche tutti i colleghi, veramente anche del Foro di Vicenza, che erano le mie controparti, erano anche dei colleghi amici che, virgolette, ci sono sostituiti a me. E con un grande senso di correttezza, di colleganza, di rispetto. Però se uno avesse voluto ti fa valere tutte le decadenze e ti mette in un angolo. Quindi noi abbiamo introdotto delle norme nel caso in cui il difensore incorra proprio in delle decadenze, ma non solo derivanti delle cause a degli non imputabili, ma anche per il caso, ad esempio, di dover assistere d'urgenza familiari con una disabilità, i figli, le condizioni di salute magari legate allo stato di gravidanza, improvvise malattie, infortunio, no? E nel caso in cui non possa delegare, ripeto, come nel caso che uno perda la conoscenza, allora scatta questa sorta di, chiamiamola non di sanatoria, ma la possibilità di rinviare, di rimettere in termini, e parimenti quando uno non si presenta all'udienza per queste ragioni. Chiaro che se uno ha un mandato congiunto, cioè nel senso che nel momento in cui ci sono un collegio di difensori, accade spessissimo fra avvocati, perché lo fai anche proprio, l'abbiamo sempre fatto anche per questioni anche così di opportunità e per evitare anche problematiche, magari ci sono due avvocati in mandato. Però se c'è il mandato congiunto, chiaramente uno di due deve andare, uno dei tre deve andare. Ma se sei mandato invece da solo, non hai possibilità di delegare, salviamo la causa, salviamo i diritti dei nostri clienti. E questa mi sembra tra l'altro la cosa migliore, oltre che un principio di estrema democrazia, visto che, come giustamente diceva lei, la difesa nel processo, non dal processo, ma nel processo, è principio appunto di civiltà giuridica, altrimenti che cosa stiamo a fare, voglio dire, che senso ha finire davanti a un giudice, l'avvocato ha un problema di salute, non è in grado di operare, non è in grado di rappresentare gli interessi del cliente, ecco che i problemi poi si sommano. Senta, questo naturalmente... Posso aggiungere solo una cosa. Chiaramente, perché una delle considerazioni che sono state sollevate durante la discussione in commissione, qual è stata? Ma può esserci l'avvocato furbetto che magari per evitare, per procrastinare, per allungare, fintamente dice di essere infortunato, di essere malato, eccetera. Chiaramente la conseguenza di questo dovrà, io spero, in conseguenza dell'approvazione di questo disegno di legge, ci sarà anche ovviamente un rimbalzo sotto il profilo anche deontologico, che chiaramente chi invece compie operazioni che sono delle vere e proprie, scusatemi, delle truffe, perché diventano delle truffe, ovviamente devono essere debitamente perseguite. Mi perdoni. No, prego, ci mancherebbe pure. Ecco, a maggior ragione, a proposito di difesa, a proposito di possibilità di sfoltimento dei processi, io per anni mi sono occupato di mediazione e conciliazione. Questo governo tornerà a investire su questo settore? Perché quando nacque più di una decina d'anni fa ci fu molta faciloneria. Si potrebbe ripensare questo settore anche per alleggerire il lavoro dei tribunali, pur mantenendo la presenza dell'avvocato? Ora, stiamo anche un po' attenti. Ora, tutto il processo
della degiurisdizionalizzazione, cioè di togliere i processi e di creare delle vie alternative di risoluzione della lite, è nato perché vi erano dei carichi giudiziari notevoli. Carichi giudiziari che derivavano anche dal fatto di avere udienze davanti ai magistrati, ecco, carenze di organico e quant'altro. Io non voglio adesso spingermi troppo a fare delle dichiarazioni senza avere dei dati precisissimi, ma si è allentato e è venuto un po' meno, e comunque quello che è stato fatto, si è modificato il processo per andare incontro a risolvere un problema che era un problema, virgolette, provvisorio, la carenza dei magistrati. Ora, cambiare tutti i processi perché ci sono pochi magistrati è un po' come dire, poiché io ricordo anni fa fallivano, c'erano dei pacchi, era ingestibile la sezione fallimentare perché c'era una marea di fallimenti. Come si è risolto il problema? Si è modificata la norma per dire che falliscono, che per fallire deve avere dei requisiti, quindi sono calate il numero delle sentenze di fallimento, ma non è che non c'erano fallimenti. Certo. Il fatto di avere demandato tutto a una fase diversa come quella della mediazione, per chi la vive, a volte funziona, a volte non devo dire che si perde un po' di tempo, perché nel senso che se tu vai a tentare una conciliazione davanti a un magistrato, il magistrato ha un'autorevolezza diversa rispetto al mediatore, perché chiaramente tu sai che lui può decidere, un battito di ciglia ti può dare la sensazione di ma forse questa causa l'ho persa, è meglio che scendo a miti consigli. Se invece trovi lì e vai semplicemente a fare opera psicologica per cercare di trovare degli accordi fra le parti, quella è una questione ben diversa. Stiamo anche attenti perché a forza di depenalizzazioni, togliere i processi, perché sempre per i sovraccarichi e via dicendo, abbiamo creato un problema alla professione, perché non solo l'accesso alla giustizia diventa più difficile perché alla fine ci sono altri meccanismi. Guardate che ci sono una marea di provvedimenti che tu neanche impugni, perché tanto devi solo pagare, materia lieve ambientale, materia lieve sugli infortuni sul lavoro, paghi e basta. Cioè non hai neanche bisogno dell'avvocato di andare a contestare e ti trovi là i provvedimenti che ti cagliano così. Tutto questo cosa ha creato? Ha portato via lavoro all'avvocatura. È vero che c'era veramente un numero forse anche eccessivo forse di avvocati rispetto al numero di pratiche, tenendo conto anche dei livelli europei, però è anche vero che facendo tutto questo si è tolto, cioè stiamo, virgolette, non dico distruggendo, però si sta veramente cambiando la professione. E chi dice, qualche avvocato sorridendo dice ma ormai saremo così in pochi perché ormai non si scrive più nessuna giurisprudenza, uno dice vabbè, allora quelli pochi che resteranno saranno ricchi. No, non è così, non stiamo tornando indietro agli anni 90 dove c'erano pochi avvocati e avevano sicuramente dei contesti anche reddituali diversi. No, perché se non hai le pratiche puoi anche restare da solo, ma se non hai le pratiche ti arriva, cioè, nemmeno lavori. Infatti, i rutilanti anni 90 nei quali io ero matricola sono ampiamente passati, anche perché già allora ci dicevano che la professione stava diventando più una consulenza giuridica che non una vera e propria attività in tribunale. Poi erano i tempi in cui nascevano le prime società tra professionisti e così via. Insomma, il volto stava ampiamente cambiando, non era più la figura, non dico manzoniana perché sembrerebbe offensiva, ma la figura dell'avvocato dove tu vai, hai un qualunque problema e lui trova la soluzione. Non era più così. Avvocato, mi viene da dirle, oltre che senatrice, io la ringrazio e ci sentiamo presto anche per questo speciale sull'avvocatura quando poi avrà tempo, sì, va bene? Sì, grazie, guarda, è veramente una grande occasione anche perché ricordo anche a chi un po' ci ascolta, no? C'era un periodo, ripeto, di qualche anno fa che quando andavi dall'avvocato supino quasi ascoltavi quasi fosse un oracolo, no? Andavi dal medico come se fosse un oracolo, andavi dal notaio. Un po' il mondo internet ha creato veramente anche una grande confusione, per cui il cliente arriva a quella soluzione, ma io ho letto su Google, su internet che, no. Sì. Ecco, io per arrivare a darti una risposta, non solo mi sono fatta il liceo, ovviamente le superiori, ma ti fai tutto un percorso universitario, ti fai la pratica, forse fai l'esame di Stato, cioè non è che per scrivere una lettera ci ho messo poco. Ma se
cominciamo tutti e tutti i professionisti fanno, cioè o ciascuno faccia il suo lavoro, chi mette giù piastrelle deve essere capace di mettere giù piastrelle, quello che fa l'avvocato deve saper fare l'avvocato, chi fa il notaio deve saper fare il notaio, chi fa il medico deve fare il medico. Se noi tutti facessimo semplicemente bene la nostra professione, penso che veramente migliorerebbe molto anche del nostro vivere, anche perché se ci affidiamo per una consulenza devono sapere che quella consulenza è fatta bene e non che mi pasticcia o che mi crea ulteriori problemi. Parole sante, grazie. Grazie a voi tutti, grazie a tutti gli ascoltatori. Prego, sigla e stacco. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E allora rieccoci, adesso il faccia a faccia con Suad Sbai. Abbiamo parlato di Salvini, abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di Algeria. Direte voi che cosa ce ne frega dell'Algeria? Ce ne frega come, perché potremmo avere dei problemi di ordine pubblico a seguito dei brogli e dei guai che sono successi nelle ultime elezioni algerine. E poi ancora un ragazzino di 11 anni nella civile svizzera che si radicalizza. Cosa sta succedendo? Io gliel'ho chiesto, state a sentire che cosa mi ha detto. E allora io ho il piacere di ritrovare Suad Sbai qui con me, insomma lo sapete, lei è una giornalista, è stata parlamentare, è responsabile per l'integrazione per il partito appunto della Lega. E devo dire la verità, Suad, noi ogni volta che ci ritroviamo diciamo che nel frattempo succede veramente di tutto, perché al di là di alcuni casi particolari che commenteremo più avanti nella nostra conversazione, il caso più eclatante è questo, cioè Matteo Salvini che rischia di andare in carcere per 6 anni su richiesta del PM di Palermo nell'ambito del caso Open Arms. Ed è una cosa che francamente mi lascia esterrefatto. E a te? Ma io sono sconvolta, non proprio sconvolta, cioè, una cosa che è un precedente gravissimo per la Repubblica Italiana, proprio unico, perché io sono abituata, come siamo abituati tutti, a vedere no, condannati mafiosi, condannati degli assassini, dei terroristi, sono abituata a vedere, che ne so, dei trafficanti di droga, eccetera, eccetera, no? Insomma, da 6 anni a un ministro in piena sue funzioni, cioè di ministero dell'interno, questa proprio è politica, è chiaro che questo diciamo è voluta, organizzata in maniera molto 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 puntuale, organizzata dall'esterno e anche dall'interno. Adesso lasciamo le solidarietà, qui altro che solidarietà, qui bisogna fermarsi un attimo, tutti quanti, deputati, senatori, ministri, governo, fermarsi un attimino, dire dove andiamo, perché oggi sta toccando a Salvini, ma domani tocca anche al ministro, per dire, dello sport, che abbia fatto chissà che cosa. Cioè c'è qualcosa di molto molto losco, molto strano. Non è nuovo che avevamo contro tutta la magistratura, sono quasi 25 anni che il centrodestra subisce attacchi feroci però c'è anche da dire che il Presidente della Repubblica, visto che è molto attivo ultimamente, molto attivo, si dovrebbe attivare anche, visto che comanda, no? Si deve attivare anche di chiamare qualcuno e chiarire questa situazione vergognosa, perché io leggo anche la stampa estera,
sono tutti sbalorditi, cioè alla fine se andiamo a vedere in quel periodo, no, il 2019 fino al 2021, quando c'è stato insomma il ministro Salvini, è stato un momento caldissimo, non so se ti ricordi, si stavano arrivando migliaia e migliaia di immigrati perché anche per provocazione li facevano venire, li facevano uscire dai carceri, le amnistie in tutta l'Africa, e tutti che arrivavano tramite scaffisti e le varie ONG anche dalla Tunisia e dei paesi del Nord Africa. E ce ne sono, è da ricordare questo, perché le persone tendiamo tutti a dimenticare. Secondo me questi giorni dobbiamo farli proprio come propaganda di riflessione di quello che è successo in quel momento, perché molta gente dice: ma che è successo? 19, ma non mi ricordo. Invece bisogna rinfrescare le memorie un po' alla gente, perché cosa era successo in quel momento. Basta vedere, 2019, questa nave degli UNG, dei scaffisti criminali, perché sono dei criminali, sono loro che tengono le persone in attesa di partire in varie parti, sono loro che spostano, è un'agenzia, direi come un'agenzia di viaggi, insomma, per i criminali. Ci sono dentro anche persone che pagano, gente onesta, onesta, perché uno onesto prende l'aereo e chiede un visto normale. Chi arriva in un paese, in confini di un paese, insomma, non è che arrivi, io non so come arrivi, non so chi sei, non so da dove arrivi, che cosa hai fatto nel tuo paese. È da considerare che quel giorno Malta ha rifiutato lo sbarco, la Spagna neanche ci pensava, ha detto non vi avvicinate, quando questa nave era in bandiera spagnola, cioè alla fine noi non c'entravamo proprio niente. E poi comunque anche il silenzio, e anche non solo il silenzio, anche la pressione dell'Europa all'epoca, io me la ricordo, è quella delle sanzioni ai paesi che fanno entrare gli immigrati. Te lo ricordi? Me lo ricordo, sì. Tutte le sanzioni Mi a ricordo tutti. quel balletto volgare e disgustoso su Dublino, le redistribuzioni volontarie, tutta quella presa in giro lì. Che nessuno li voleva. La Francia li sparava appena si avvicinavano, sì, la Spagna non se ne parlava, nemmeno paesi europei, cioè chiusura totale. Però questo è una cosa che un po' mi ha fatto anche riflettere. La notizia del giorno dopo, diciamo, della sentenza, è quella della polizia di Palermo, no? Che esce con un documento molto molto interessante, solo che poteva uscire prima, uscire adesso ha poco senso, però può servire, che hanno chiuso quasi 700 profili social, 700 quasi, perché sono tanti, sì. 700 profili vuol dire tanta roba, anche 30 sono enormi, gestiti da trafficanti di esseri umani, che trafficanti di esseri umani, c'è terrorismo dietro, certo. Solo chi è cieco non vuole capire che chi fa trasferimento di esseri umani è un terrorista, uccide, quello uccide tutti i giorni donne, bambine, uomini, donne incinte, e li consegnano a altri scaffisti, perché io le ONG li chiamo altri accompagnatori dei scaffisti, e che poi promuovevano i viaggi illegali del costo di 4.000, lo sapevamo, 4.500 euro. Solo in quella nave guadagnavano 630.000 euro solo un viaggio. Se facciamo il conto di 100.000 immigrati che venivano quasi ogni settimana, sono 450 milioni di euro. Perciò tutti questi ONG che tutti dicono, le ONG, non è che lo facevano per umanità,
lo fanno e lo facevano per i soldi, per il business, e questa che purtroppo è uscito tardi questa ricerca della diciamo collaborazione con di Meta, che hanno tirato fuori questo report molto tardi, però noi non è che chi segue questa materia lo sa, e sappiamo anche che quel periodo ci sono stati proprio del 2019 fino al 2021, ce ne sono stati 21 attacchi terroristici in tutta Europa. In quel periodo, e guarda caso, venivano tutti dall'Italia e da quell'immigrazione che è arrivata col barcone, e questo è tutto documentato, questa è una realtà che nessuno, ecco, bisogna solo rinfrescare la mente alla gente, perché uno non è che si sveglia la mattina e blocca una cosa o blocca, non fa entrare le persone. Tanto era il ministro degli interni e poteva decidere che cosa fare delle coste italiane, doveva difenderli. Allora, se questo vuol dire sequestro sì, ma poi di il governo era persona, d'accordo. il Ora governo invece scopro... tutto d'accordo, hanno firmato, tutti quanti l'hanno firmato. È un attacco politico, è un attacco politico. Questo è chiaro a tutti, chiaro anche a quelli dell'estero. Adesso bisogna portarla anche all'Europa e fare delle denunce forti all'Europa, perché l'Europa a quel momento a noi ci aveva fatto proprio, come si dice a Roma, neri sul fatto che se facevate entrare tanti immigrati lo dovete gestire, oppure arrivavano le sanzioni. E uno tra la campagna enorme che c'era in quel momento, comunque del terrorismo che c'era, io sono andata a rivedere 21 attentati in un anno con tanti morti, e uno può preoccuparsi che può entrare qualcuno poi quelle ONG, devo dire, non sono ONG, sono sono uguali ai scaffisti, che nessuno è stato arrestato, cioè alla fine nessuno è stato arrestato, anche quei criminali scaffisti che arrivano dall'Africa sono criminali, invece di lavorare e rompere le scatole invece ai paesi, vanno all'Africa a lavorare in Africa, aiutare gli africani in Africa. Purtroppo è politica, va trattata politicamente, e noi non è che staremo zitti a questo o far passare che è il criminale e il ministro. Questo no. Dobbiamo veramente intanto fare una bella campagna, informare la gente di quel momento, quello che succedeva in quel periodo, perché è importante ricordarlo, questo che vorrei dire. E poi siamo pronti a tutte le nostre manifestazioni, ai nostri incontri che faremo in tutta Italia, per anche sensibilizzare, per vedere che cosa fare. Noi rispettiamo la legge, ci mancherebbe altro, le sentenze, le cose, ma non questa. Questa sappiamo che è molto comandata e veramente lascerà una cosa che è brutta per il paese, molto brutta. Suad, senti, ma c'è qualche forma di reazione? Voglio dire, il Presidente della Repubblica non potrebbe graziare Salvini in caso di condanna? Non sarebbe un segnale politico forte? Ma tu hai ragione, ma non dovevamo arrivare neanche alla grazia, perché non ha fatto niente. Bisogna arrivare anche a questo. Il Presidente della Repubblica deve andare da quelle persone che sono i suoi, molti, e questa è una realtà che non dico io, lo sappiamo, sono 40 anni, se non di più, 50 anni che questo paese funziona in questa maniera, e cominciare a fare chiarezza su questa questione. La prima cosa è l'appello al Presidente della Repubblica, fare magari manifestazione 24 ore su 24 davanti al Quirinale, e questo noi siamo pronti a fare.
perché non hanno capito, perché Amnesty di che cosa? Non ha fatto niente, ha fatto il suo lavoro, ha bloccato, nessuno è morto, perché la metà della nave sono buttati nel mare, sono entrati in Sicilia, la metà. Non è vero, erano tutti lì con i loro amici che ballavano la sera e stavano in una nave, non è che stavano in un centro di accoglienza, di permanenza. Basta andare a vedere come sono quei centri di sinistra che aveva aperto la sinistra, quei centri di permanenza che stanno per tutta Italia, come vivevano gli immigrati in mezzo alla sporcizia, in mezzo e nessuno poteva dire niente, tutto in silenzio, tutti rinchiusi lì, però loro ci guadagnavano 35 euro al giorno, le cooperative guadagnavano, le mogli dei vari Somaoro guadagnavano 80 milioni, cioè qui c'è tanta roba da rinfrescare le menti, da dire alla gente che Salvini non è né scaffista né un spacciatore di droga né un terrorista nemmeno un mafioso. Qui c'è tanta roba, c'è tutti insieme, ci sono miliardi, ci sono tanti soldi. Guadagnano con gli arrivi degli immigrati, tanti, quella gente, povera gente, quella pagava, povera gente, perché uno chiede il visto, viene normalmente, ma se non lo può fare perché, ecco, l'Europa non fa, cioè uno chiede un contratto di lavoro, chiede il visto, arrivi, ma 4.500 euro al biglietto per fare una traversata, a chi poi vanno quei soldi che raccolgono? Io sono certa, va alla criminalità, vanno al terrorismo, vanno all'estremismo, e tutte quelle donne che arrivano poi vengono piazzate nelle nostre strade per prostituzione, che diciamo? Infatti. Che diciamo? C'è tanta roba, e che questa sentenza è una sentenza strana, particolare, che va gestita con la testa, va gestita bene e non va sottovalutata. Non si deve fermare solo sulla solidarietà, perché la solidarietà va bene un giorno, due, questa va su, insomma, delle commissioni europee anche d'urgenza, e chiedere anche attenzione, insomma, bisogna muoversi tutti quanti, quello che stiamo organizzando questi giorni, per soprattutto il partito sta organizzando, insomma, tutti come muoversi, perché a questo punto anche il Presidente della Repubblica deve fare la sua parte urgentemente. Poi la sinistra deve solo stare zitta, perché da lì è uscito tutta questa roba. Da lì sono usciti questi arrivi, da lì sono usciti le cooperative che hanno rubato milioni e milioni di euro, da lì che sono usciti le varie mogli di Somaoro, le varie mafie che hanno solo sfruttato quegli immigrati che arrivavano qui. Hanno solo sfruttato e continuano a sfruttarli altri. Perciò le ONG non lo fanno per amore dell'immigrato, ma per amore di tutti quei milioni che si pigliano ogni viaggio, e quello è un'altra cosa. Suad, qui mi pare che ci sia da rivedere però anche il rapporto tra la politica e la magistratura. Cioè, mi pare che Mani Pulite sia stata 32 anni fa, adesso anche basta. E Toti, che ha vissuto quella vicenda che ha vissuto in Liguria, che ha chiuso col patteggiamento, vorrei ricordare a quelli che blaterano dicendo condanna, condanna, colpevole, colpevole. Il patteggiamento non implica assunzione di responsabilità. Toti non si è dichiarato colpevole chiedendo il patteggiamento. Vorrei che fosse chiaro questo concetto, perché qui abbiamo troppi giuristi da osteria. Seconda cosa, resta però il fatto che qui c'è da riportare la politica al centro.
No, poi è difficile. l'immigrazione. No, no, è Dimmi. difficile perché questi sono molto politicizzati, hanno un progetto per governano. Allora, se hanno tutta questa voglia di governare in modo nascosto e subdolo, scendessero in piazza e chiedono il voto agli italiani. E invece loro hanno sempre fatto così, hanno sempre lavorato dietro le quinte. Io non voglio generalizzare, ma alcuni sono molto, adesso bisogna prendere questi personaggi, vedere chi sono, chi l'ha messi lì, perché sono lì e allora bisogna fare una bella ricerca su queste persone per vedere che legami hanno, perché non mi è piaciuta il giorno dopo, insomma la stessa mattina l'uscita di Mattarella su alcune questioni, insomma a me mi sembra il Presidente della Repubblica deve chiarire. Io sono una cittadina italiana, posso chiederlo, un'ex deputata lo posso chiedere, perché lui deve chiarire perché sono i suoi. Questa è una realtà e bisogna vedere, insomma, adesso parlavi di Toti, ma sono stati tanti altri, tanta gente rovinata e poi uscita che non aveva mai fatto niente. Cioè, questo è un altro discorso però su Salvini. Salvini stava veramente salvaguardando le coste italiane, l'Italia, la sicurezza e tutta quelle cose. Insomma, in un momento molto caldo, un momento terribile anche di tutta l'Europa. E secondo me bisogna niente amnistie, niente no, bisogna vederle chiaro, si arriva fino in fondo e vedere dove vogliono arrivare. Questo è un modo facile di eliminare l'avversario è facile. Stranamente non succede mai a quelli di sinistra, ma guarda, avete notato questo? Non succede mai a quelli della sinistra, mai, tutto nascosto. Vi ricordate le mascherine, no? Col presidente della regione Lazio, milioni di euro, tutto insabbiato, tutti insabbiato. Qualsiasi scandalo viene insabbiato, proprio chiuso. Appena c'è qualche cosa sull'Italia, su diciamo il centrodestra, a Roma si dice ti segano, ti tagliano le gambe. Ci hanno provato anche con noi, piccoli deputati, diciamo, ci hanno provato di denunciarci in tutte le maniere. Per fortuna abbiamo tenuto testa e non abbiamo abbassato la testa, bisogna solo ritornare e queste sono tante televisioni come la 7 che sono di propaganda, no? Di propaganda a questa roba e questi bisogna che qualcuno comincia a denunciare uno per uno, cominciare a denunciarli. Noi siamo comunque persone che possiamo fare le denunce, perché quello che dicono tutti i giorni non è solo propaganda d'odio, è di più, è tutta su Salvini, tutta sul governo, tutta su e poi gli altri sono santi, qui bisogna seguirla bene, manifestare, intendiamo, non ci fermeremo, questo lo dico anche come organizzazione, ci muoveremo, ma anche con denunce in Europa, cioè, questo è inaccettabile anche per gli altri paesi, cioè proprio nessun paese lo accetterebbe una cosa del genere, cioè, nessun paese, però siamo in Italia. Infatti. Evviva l'Italia! Quello sempre. Senti, spostiamoci ora un po' fuori dall'Italia. Nei giorni scorsi ci sono state le elezioni in Algeria, però qui c'è una corsa e una grida al broglio, si parla di brogli sia da parte del vincitore Abdelmajid Tebboune che da parte dell'opposizione. Ma che sta succedendo in Algeria? Soprattutto a noi perché dovrebbe riguardare? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori. Ci deve riguardare perché l'Algeria è comunque un paese che
un paese che sforna parecchi terroristi, è un paese che comunque bisogna trattare ma con i guanti. L'elezione di questi giorni hanno, diciamo, visto partecipare diciamo livello di partecipazione bassissimo, cioè proprio mai stato basso nella storia dell'Algeria, secondo con proprio le stime anche dello stesso governo, elettore, insomma, mi sembra 10 su 1 su 10 è andato alle urne, un dato veramente minimo. I numeri ufficiali danno al 48,3 annunciati dello stesso regime, ma invece altri stessi giornali portano altri numeri, cioè c'è uno scandalo interno dell'Algeria. La cosa più sorprendente è che tutti gli algerini che vivevano in Francia, che sono quasi 7 milioni, solo il 4% si è iscritto a votare nei consolati e poi solo il 3% ha votato, e questo vuol dire qualche cosa, insomma pesa molto sull'elezione dell'Algeria. Si sono sollevate tanti, diciamo, interrogativi sulla legittimità delle elezioni, ma Tebboune, per quanto Abdelmejid Tebboune dichiara vincitore del 95%, cioè potete immaginare uno che vince con il 95% dei voti, eppure l'ha contestati, pure ha dato i vari insomma, organizzatori nazionali delle autorità elettorali, e contestato pure quello, e invece lui non era arrivato nemmeno al 23-24 su un numero bassissimo dei votanti. L'Algeria, ci dobbiamo aspettare tanti cambiamenti, abbastanza interessanti da una parte, preoccupanti dall'altra, però purtroppo non è che ne possiamo tanto parlare, perché noi da questo tipo che non è una bella persona, cioè, anche chi gli sta intorno, prendiamo il gas e c'è il rischio che ci chiude il gas, e allora dobbiamo stare, come qualcuno mi ha detto, attenti e delicati a parlare del peggior paese dove l'estremismo terrorista ha sterminato più di 400.000 persone dagli anni 90, decenni neri, dove ancora il fondamentalismo decide la vita sociale, vita normale delle persone, e dove decidono anche la politica. Perciò è un paese che non è affidabile per niente, perché è un paese che è pericoloso, paese molto pericoloso. Non dico la popolazione, perché la popolazione cerca di reagire, ma appena reagisce gli tagliano la testa, oppure le carceri sono pieni di gente onesta, gente come giornalisti, pensatori, donne, le varie associazioni, tutti arrestati 2 mesi prima dell'elezione, così non ha problemi. Cioè, è un paese che abbiamo molto vicino, stiamo parlando del Mediterraneo, no? Che lui, questo ha sempre, insomma, stato contro, diciamo, contro l'Europa, è un paese comunque anche in crisi economica, bestiale, per quanto è ricco, ci dà a noi il gas, eppure è un paese, vive la fame, non c'hanno ospedali, non c'hanno medicine, non c'hanno da mangiare, non c'è niente. Un paese che vive una soglia di povertà allucinante. Bene, non ci facciamo mancare niente. E poi per finire io leggo qua questa notizia su almanews24.it che mi lascia veramente esterrefatto.
Svizzera, ragazzo di 11 anni sospettato di radicalismo islamico. Come si fa a diventare islamisti radicalizzati alla veneranda età di 11 anni? Cioè, questo anziché guardare i puffi, guarda la jihad. Che è sta storia? Sì. No, non è nuova, non è solo in Svizzera, lo stiamo notando in tante associazioni stanno portando anche notizie su questa questione, e perché è più facile, perché ormai, per fortuna, ne abbiamo parlato l'altra volta, non attecchisce l'islamismo, il radicalismo, l'estremismo su un trentenne, ventenne, hanno abbassato il livello, diciamo, d'età. Iniziano da piccoli a arruolarli, facendogli il lavaggio del cervello in modo che crescono da piccoli così. Però qui bisogna controllare tutte le scuole, non è che succede solo in Svizzera. Se andiamo qui, anche in qualche paesini dell'Italia, ci sono alcune madrase che a me mi fanno venire la pelle d'oca. Quelli vanno chiusi ieri, andavano chiusi, dove i bambini vanno con la scusa di imparare l'arabo, con la scusa ci sono gli imam che gli fanno un lavaggio del cervello, e qui da domani proprio è un reato, già è un reato in alcuni paesi arabi, le scuole coraniche, le madrase, è un reato, perciò deve essere reato subito anche nel nostro paese, perché è gravissimo, perché c'è il rischio che, ecco, le crescono da piccoli, le bambine devono portare quel maledetto fazzoletto che è il hijab, che non è altro che un indumento politico dei fratelli musulmani, e i bambini, i maschi, come comportarsi da un vero jihadista islamico. Niente meno. Andiamo bene, andiamo. No, è solo parlare dei temi che abbiamo in Italia, che certo. Molti sottovalutano, che qui ho il piacere sempre di chiarire con i nostri amici ascoltatori, di non smettere di pensare, di continuare a analizzare, come è successo a Salvini, andare a vedere un pochino le carte, in momenti, i soldi che arrivano, insomma, combattere con gente che guadagna miliardi di euro, è solo un'avvocatessa che ti segue, diventa un po' difficile. Sì. Diventa tutto difficile, però non dobbiamo smettere di pensare e di muoverci, insomma. Questo di sicuro. Suad, grazie del tuo tempo e vediamo. Grazie Antonino, grazie dell'invito. Grazie ancora. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. E allora rieccoci alle 11:34 minuti e 8 secondi, siamo già in attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi. Stiamo cercando l'ospite che però non risponde al telefono, adesso ci collegheremo con l'avvocato Gianna San Micheli. Un momentino che la aggiungo io alla nostra conversazione. Avvocato, buongiorno. Caro, buongiorno. Purtroppo sono ancora che non sono in gran forma, sempre allettato, mai ripresa. E vabbè, ma tanto la radio si può fare anche da sdraiati, non è un problema. Sì, purtroppo è così, ma piano piano. Allora, sì. Oggi volevo parlarti un attimo, caro Antonino, della questione che noi seguiamo da tempo
del caso appunto degli 8 innocenti che vanno ovviamente poi riconosciuti dalla magistratura come tali, per cui oggi non è ancora stato fatto tutto ciò, però che si assumono innocenti, si professano innocenti da sempre, e del serial killer che dice sono stato io. Allora questa situazione di questa causa incredibile, che se io mi auguro per la fortuna di colui che ancora è in carcere, cioè Giuseppe, la sfortuna ovviamente, vi volevo dire, di Giuseppe Tinelli. Pronto? Avvocato San Micheli, buongiorno, chiedo scusa. Siamo in diretta con In attesa di giustizia, benvenuta. Salve, buongiorno. Eccoci qua, stava parlando l'avvocato De Filippi. Prego, avvocato, stavo parlando del caso appunto Nardelli. Esatto, Nardelli è il padre praticamente che può raccontare un po' la situazione, perché Nardelli non è mai stato presente, ovviamente Nardelli non è più tra noi perché ha avuto un incidente, così sembrerebbe, per cui molto giovane, ragazzi di 30-33 anni, più di lì, che ovviamente ha perso la vita in ospedale a Taranto, sembrerebbe per un'infezione, un trattamento, alcuni dicono un malpractice, altri dicono altre cose, però sostanzialmente lui non c'è più. Quindi io me lo ricordo, Davide, che ovviamente eravamo andati in alcune trasmissioni televisive anche a Roma, a Canale 5, dove dovevamo comparire una puntata, se non ricordo male, di Buona Domenica, e lui a un certo punto arrivò, in attesa che arrivi il padre, il papà, speriamo che si possa collegare, disse andiamo in trasmissione, siamo microfonati, siamo entrambi, arriva un personaggio che poi dopo invece riconosciamo dopo, che dice no, non si fa più la trasmissione, abbiamo cambiato idea, diamo importanza al serial killer, l'avvocato del serial killer, e voi invece aspetterete nuovi tempi migliori. Ecco che io mi ribellai a tutto questo dicendo ma perché? Perché la storia della trasmissione deve essere incentrata sugli innocenti, non solo sul serial killer, che comunque è importante, ci mancherebbe altro, ma non è il personaggio principale. I personaggi principali in questa tragedia sono gli 8 innocenti. E quindi Nardelli era al mio fianco, mi disse ma hai detto tutto questo? E quello era il famoso marito di Paola Perego, che era il general manager all'epoca di Canale 5. Quindi fondamentalmente Nardelli era un ragazzo molto, molto sicuro di se stesso, a differenza degli altri personaggi che abbiamo visto, come Tinelli, che ha confessato 5 volte, i fratelli Faiuolo, che hanno confessato più volte, e tanti altri. Nardelli, questo va detto, chiedo lumi a Granna se questo è vero, non ha mai confessato. O sbaglio? No, non ho mai confessato. No. Esatto. E quindi diciamo che lui mi aveva riferito che certo gli avevano fatto domande, interrogatori e quant'altro, ma lui ovviamente si è sempre pensato innocente, non c'erano contro di lui le sue autodichiarazioni e le sue confessioni. Tu già ne ricordi, visto che stiamo attendendo, speriamo arrivi il padre di Nardelli, tu hai delle... non riusciamo a entrare in contatto con lui, purtroppo. Tu hai notizie sulla sua situazione, ti ricordi delle sue revisioni, perché ovviamente poi noi le revisioni da quando lui non c'è più non ne abbiamo più presentate, adesso stiamo parlando con il padre e la madre per farne ancora. Ti ricordi di qualcosa che avevamo scritto nelle revisioni sue? Le sue revisioni sono state fatte sulla base, cioè la sua condanna è avvenuta sulla base delle dichiarazioni confessorie, autoaccusatorie e accusatorie di Tinelli, ed erano entrambi minori, avevano tutti e due 16 anni. Nardelli era un po' più piccolo, era un ragazzo molto serio che lavorava già, quindi lui aveva anche la famiglia alle spalle e non confessò mai. Invece Tinelli era in una situazione molto grave e l'unico interrogatorio in cui fu presente anche
un assistente sociale, quest'ultimo fece presente che Tinelli aveva una situazione molto confusa ed era in estrema difficoltà ed era estremamente fragile e suggestionabile. Quindi fu diciamo condannato sulla base di queste dichiarazioni che furono messe a verbale dagli agenti carabinieri che erano intervenuti, soltanto a verbale, non furono registrati e furono soprattutto i primi interrogatori fatti dal PM non minorile ma dal PM ordinario senza l'assistenza di nessuno. L'avvocato fu chiamato solo successivamente ed era un avvocato che fu chiamato dai carabinieri ma non fu mai preso da Tinelli come difensore e non era mai stato conosciuto da Tinelli e non era neanche un avvocato d'ufficio. Quindi furono messe delle firme su questi verbali che non erano in realtà neppure in qualche modo riscontrabili, cioè soprattutto i primi verbali non avevano alcun riscontro effettivo, tant'è che gli stessi carabinieri e anche il PM poi intervenuto disse che non erano riscontrati in alcun modo. Nei primi verbali peraltro Nardelli non entra neanche, cioè non c'è in queste dichiarazioni e entrerà solo successivamente perché effettivamente Tinelli e Nardelli erano rimasti insieme per tutto il giorno e per tutta la notte e quindi non potevano non essere insieme. Questi verbali, tra l'altro, oltre in spregio al principio del giusto processo, furono anche in qualche modo minati nella credibilità dal fatto, ed è una cosa che abbiamo scoperto solo recentemente, dal fatto che Tinelli li rese in 4 giorni, in cui fu completamente, il verbale di fermo dice, a disposizione della AG mandante, e all'esito della visita in carcere dopo questi 4 giorni risultava tumefatto con una tumefazione sottorbitaria, insomma con delle lesioni che guarirono solo dopo 10 giorni, intorno alla fine di agosto del 1995. L'arresto è del 14 agosto. Quindi la revisione che noi abbiamo fatto per Nardelli si basava soprattutto sulla inattendibilità delle dichiarazioni che oggi non potevano essere neppure acquisite al processo e che tra l'altro Tinelli ritrattò immediatamente alla prima udienza e poi si basavano anche sul fatto che Nardelli aveva dei testimoni che potevano appunto e che hanno anche testimoniato che Nardelli era con loro. E quindi lui aveva alibi che furono considerate però inattendibili, quindi i suoi parenti furono rinviati a giudizio e però soltanto lo zio fu assolto perché il delitto, siccome lui aveva indicato di aver portato il nipote e anche Tinelli a prendere un aperitivo in un bar dalle 21:30 in poi, il delitto era indicato come alle ore 8 e quindi soltanto lo zio fu assolto, mentre gli altri testimoni, non avendo dato un orario preciso, furono tutti condannati per falsa testimonianza. Invece il problema più grosso di questo processo è anche che furono celebrati 2 distinti processi, questo minorile a carico di Nardelli e Tinelli e un processo a carico del maggiorenne dalla Corte d'Assise, che però individua un orario del delitto completamente diverso perché Don Vito aveva l'alibi per almeno dalle 8 alle 9:30, aveva un alibi e lo avrà ancora dalle 10:30 in poi. Quindi il problema dell'orario rende incompatibili le 2 sentenze, quella a carico di Nardelli e Tinelli e quella a carico di Don Vito. Per la sentenza di Don Vito, che sarebbe stato l'esecutore materiale del delitto, mentre i minori avrebbero fatto da palo, l'orario del delitto è tra le 9:30 e le 10:30, mentre per i minori l'orario è quello delle 8:30, massimo alle 9, quindi dalle 8 alle 9 della sera.
Tra l'altro è Quindi diciamo che c'è un un orario conflitto che di mal si giudiziari. concilia effettivamente con quello che era la situazione dell'epoca, perché il delitto fu commesso di fronte ad un palco in cui si teneva la festa del paese, quindi chiunque avrebbe potuto vedere le persone che entravano all'interno della abitazione. Quindi anche per questo rende maggiormente attendibile la confessione del serial killer, che poi ha confessato appunto soltanto nel 2006, perché lui indica un orario diverso nella mattina, intorno alle 1:30, in cui nessuno era di fronte all'abitazione e tra l'altro lui indica anche di aver preso dei gioielli che risultano essere tra l'altro stati in qualche modo repertati quando lui fu casualmente arrestato, e quindi noi abbiamo trovato anche dei gioielli che effettivamente corrispondono anche alla descrizione che ne fece poi la nipote in udienza. Ecco, insomma, diciamo che è una situazione abbastanza ingarbugliata, ma dico io, perché non si arriva seriamente alla revisione di questo processo? Perché almeno non si ha una grazia anche postuma per questi 8 innocenti? Perché voglio dire, noi la stiamo raccontando da più puntate e, come dice giustamente l'avvocato De Filippi, questo è il più grosso errore giudiziario che si sia verificato in Europa negli ultimi, credo, 50 anni. Almeno se penso all'Italia, almeno dal caso di Gallo, quello che venne graziato da Gronchi negli anni 50, era questo contadino siciliano che era sparito, avevano accusato il fratello di averlo ammazzato, poi questo qui dopo una decina d'anni era ricomparso dicendo no, non mi ha ammazzato nessuno, semplicemente volevo fare dispetto a mio fratello, e allora fu necessario graziare questo signore. Ecco, a maggior ragione, voglio dire, davanti a una cosa del genere non è ora di tirare un po' le somme e chiedere l'intervento del Quirinale se non si può avere in tempi rapidi una revisione? Caro Antonino, io dal letto, perché purtroppo non sto benissimo, ti posso dire che il caso Gallo lo conosco molto bene. Il caso Gallo io ho scritto in un libro, Pochi che sbagliano, il caso Morrone, che era il mio caso, del pescatore che è stato 15 anni in carcere, e scrissi anche del caso Gallo. Negli anni 50 in Italia non si muoveva foglia, per cui la magistratura non riconosceva nulla. Oggi non è che sia cambiato molto, però sostanzialmente lì era un morto che camminava, cioè il fratello camminava per le vie del paese e quindi non potevano dire che era un errore giudiziario, perché la prova vivente era il fratello vivo. Allora, cosa hanno pensato di fare con Gallo? Non ricordo se gli hanno dato la grazia, se lo ricordi potrebbe essere vero, ci mancherebbe altro, ma io ricordo fosse stato graziato, poi non... Però fecero in modo prima di non dargli un soldo perché lo condannarono per un reato minore, quindi dissero no, ha delle responsabilità, non gli diamo una lira. Allora nel caso nostro, come ha detto la signora l'altro giorno che è venuta in trasmissione, che era la sorella di povero Vincenzo Don Vito, praticamente nessuno dei familiari ha interesse e intenzione di chiedere alcunché al presidente Mattarella. Perché questo non è un caso da grazia, come io ricordo che scrisse anche di quello del caso di Massimo Carlotto, grande autore di noir, che anche egli venne coinvolto in un omicidio in cui appunto non c'entrava nulla, poi uno scandalo internazionale, Francia e Inghilterra e forse anche Stati Uniti lo rese un caso internazionale, il presidente, mi sembra che fosse Scalfaro, gli diede la grazia. Il caso non è il caso Carlotto, questo non è neanche il caso Gallo, questo è un caso allucinante. Per cui noi stiamo dicendo, e l'avvocatessa Ganna sta dicendo, che le regole del processo si fanno oggi, cioè se noi presentiamo una revisione come stiamo per fare, che è il caso anche di Nardelli, insieme a tutti gli altri, noi lo facciamo le regole con le regole di oggi. Cioè non devi pensare al passato, oggi serve un curatore speciale per il minore, un avvocato del minore, un tutore del minore, qualcuno che rappresenti il minore e soprattutto l'avvocato, il pubblico ministero, le cautele, gli psicologi, gli assistenti sociali,
per Tinelli sicuramente era necessario perché stava in una situazione disastrosa. Allora, quando le confessioni vengono rese da un minore, ma è una cosa allucinante che su queste confessioni si fondino ancora delle condanne che lasciano il povero Giuseppe Tinelli in carcere da 30 anni a Pavia a stare ad attendere che cosa? Questo errore giudiziario è tremendo, quindi sostanzialmente diciamo non si può, e l'ho già detto tante volte, perché ricordo che quell'omicidio, se non sbaglio, con l'avvocatessa Gianna è l'omicidio come esatti. Ricordo che Tinelli è stato condannato da solo nell'omicidio come esatti, quindi come se il serial killer non ci fosse. Però nell'omicidio, dimmi tu Gianna come si chiama l'altra signora, quella che deve essere il Volco, Maria Valente, esatto, è stato dichiarato che Tinelli ha ucciso insieme al serial killer. Allora decidiamoci. Premesso che le orari non coincidono, premesso che c'è conflitto di giudicati fra le sentenze, quindi 630 lettera C codice di procedura penale, per quale ragione i giudici non fanno nulla? Ma attenzione, noi ci chiediamo di più. Per quale ragione una procura come il buon culo Tarfusser, che io tiro sempre in ballo positivamente, nel senso che ha tirato fuori il caso di Rosolindo, perché un procuratore non ci aiuta in questo caso allucinante e immenso sulle nostre piccole spalle di due avvocati? Allora questa è la domanda retorica. Abbiamo bisogno di a qualcuno che, come nel caso di Rosolindo, purtroppo è andato male, ma riteniamo che non finisca qui, quindi deve andare avanti perché è un caso allucinante anch'esso. Noi abbiamo bisogno di qualcuno, come nel caso dell'uomo sbagliato, sempre per fare un altro riferimento, il libro di Zurlo, Stefano Zurlo, il caso Barillà, fu un caso in cui la Procura di Genova aiuta il povero Barillà a uscire dal suo tormento giudiziario, di sé giudiziario, dicendo che è innocente. Allora la Procura deve essere al fianco degli innocenti, ci deve essere una revisione della revisione, cioè procedimento revisionale non va bene, non si può andare avanti in questo modo e deve essere un procedimento serio, approfondito, con l'aiuto del PM, con le confessioni che devono essere controllate, verificate e super controllate. Ricordo sempre che in America, lascio parola un attimo all'avvocatessa Gianna, se vuol dire qualcosa, che in America ci troviamo di fronte che i cold case vengono controllati, cioè uno viene condannato all'ergastolo, cavolo, gli dai fine pena mai, vogliamo andare a verificare se questo processo è equo, vediamo se questo processo è valido, eccetera, eccetera. È chiaro che in Italia questo non avviene e quindi noi auspichiamo sempre che la giustizia cambi, perché così non può andare avanti. Avvocato San Micheli. Sì, io volevo dire che nel caso di Nardelli in realtà c'era stata una riapertura del processo, come in realtà anche negli altri casi, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, sempre minorile. E però il problema più grosso è proprio nella disciplina della revisione, perché una volta che c'è la riapertura del processo poi non si acquisiscono le prove e quindi si dà la possibilità alla stessa Corte che ha dichiarato ammissibile l'istanza di revisione di chiudere il processo senza acquisire le prove che si producono. Questo è un grave limite del processo di revisione stesso, che comunque è molto fumoso e non prevede alcun obbligo nei confronti della Corte che riapre. Quindi forse per arrivare ad una revisione effettiva di un processo che sembra non celebrato in modo giusto o comunque di una sentenza che non sembra giusta, bisognerebbe verificare e valutare di modificare la disciplina della revisione proprio per consentire la riapertura effettiva. Benissimo, allora io voglio ringraziare entrambi per il vostro tempo e ci ritroveremo dunque il 24 di settembre per un'altra puntata di In attesa di giustizia. Grazie all'avvocato Gianna San Micheli e grazie all'avvocato Claudio De Filippi. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie, salve. buonasera, buongiorno. Prego, buona giornata. E allora, bella gente, noi riprendiamo la linea, siamo di nuovo
collegati, le 11:54 minuti e 43 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Siamo ormai alla fine di questa puntata. Dopo di noi ci sarà Giuliano Zulin con Regioniamoci sopra, quindi avrete quanto mai stimoli e possibilità di riflettere sulle regioni, sull'autonomia differenziata, sul futuro che ci attende. Diamo un'ultima occhiatina all'agenzia, all'ANSA, vediamo se c'è qualche notiziola aggiornata. Sì, 6 vicepresidenze esecutive, affitto la delega alla coesione e alle riforme. Nella squadra 11 donne rappresentano il 40%. Ribera guiderà il Green Deal UE, Sejourné l'industria, la Presidente della Commissione c'è ancora da fare per la parità. Su Fitto, l'Italia è un paese molto importante, Meloni, con la vicepresidenza l'Italia torna protagonista in UE. Tajani, una nomina che conferma la credibilità e il ruolo dell'Italia. Complimenti allora a Raffaele Fitto e buon lavoro a lui. Siamo contenti di avere uno che gioca con la maglia dell'Italia a Bruxelles una volta tanto. Almeno lui gioca con la maglia dell'Italia, per citare giustamente Matteo Salvini in materia. Bene, abbiamo finito, ci salutiamo con una bella canzone del 1985 dei Commodores, Night Shift. Adesso appunto Giuliano Zunin con Regioniamoci sopra, e stasera alle ore 20 Aria Fritta che ritorna lanciatissima come sempre. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato Zoom,